Finalmente ci siamo. Dopo qualche giorno di intense trattative, la presidente Sonia Giordano ha sciolto la riserva. Rimarrà al proprio posto e si avvarrà della collaborazione dei vecchi soci, oltre ai quali si è aggiunta ufficialmente quella dell'ex presidente Giovanni Castronovo ed Alessandra Veneziano. Ma vediamo di riepilogare la rosa societaria che comprende Salvatore Bottone, Giancarla Rosato, Giovanni Castronovo e appunto Alessandra Veneziano. È assai probabile che a breve se ne possano aggiungersene altri attualmente in trattativa. Come si può notare non si registrano dichiarazioni personali, tutto è rimandato in occasione di un'apposita conferenza stampa che potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Dunque cambiano i tempi e anche gli stili, ma di certo rimane la certezza che la vecchia società ha continuato a lavorare in silenzio e sotto traccia, come sottolinea il comunicato stampa diramato in questi giorni. Ma adesso occorrerà accelerare i tempi per la scelta di un nuovo allenatore e poi stilare la lista dei calciatori che sono da riconfermare e anche i nuovi da prendere nel mercato calcistico. Ciò potrebbe avvenire in settimana e quando si dice almeno il futuro allenatore a Cragantino è stato individuato e contattato. Molti nomi che girano, ma tutti di un certo peso, tra i quali spicca quello di Pippo Romano, che non ha bisogno certamente di tante presentazioni. Palermitano Doc è stato capitano della storica promozione in B delicata. Come tecnico ha fatto bene con Comiso, Vittoria, Ragusa, Modica, Siracusa, Licata, Favara, Noto, Scordia, Gela, Ceriale e Canicattì, da cui ha divorziato da recente, dopo un paio di stagioni. Fatta la scelta si dovrà provvedere alla composizione della rosa, partendo chiaramente dalle conferme. E ci sono in bilico Gambino, Biondo e Cipolla e qualche altro che hanno dimostrato forte attaccamento alla maglia. Infine la distribuzione del ruolo all'interno della società. Si va verso alcune riconferme importanti, a partire da quella di direttore sportivo, che investe Ernesto Russello, e segretario Francesco Filippazzo ed altri collaboratori che sono stati sempre vicini alla società. Non ci resta altro che attendere l'ufficialità che potrebbe essere svelata in occasione di una prossima conferenza stampa.